Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Incidente stradale mortale che ste mattine a Udine in via Ascoli, un uomo di 62 anni di origine serbe ma residente in te capitale furlane, intanto che al pedalava in bicicletta l'estate chiapazzò di un'auto, il colpo lo ha sbalciato de biciclette con violenze all'espirati in ospedale a pochi ore dall'incidente. Sul puesto sono intervenuti i carabinieri che sono da ora a ricostruire il fatto. Ieri sera invece, a Manzan, un uomo di 60 anni all'estate chiapazzò di un'auto di lungo di un'ettaronde de viabilità che porta a Buri. Colande bicicletta l'ha riportato un trauma cranico importante con trasporti negli soccorsi all'ospedale di Udine. Sul fatto ha indagini i carabinieri intervenuti sul look insieme coi sanitari. Una femmina di 46 anni di Tresesin è stata sdrondenata di due uomini fur dall'ospedale di Udine con l'intendimento di rubare taccuins. La rapina è stata a fin se non fosse stato l'intervento di un che l'ha fatto molà di intendimento i due laris che in te fuide hanno abbandonato il taccuin. La femmina ha denunziato il fatto ai carabinieri che con oculis testimonianci de vittime dal suo Salvador a Sondaur a Ciri Ilaris. Confcommercio Pordenone ha studiato l'impatto delle increscite dai costi energetici sul settore terziari in tal Friul occidentale. Più di 200 negozianti hanno risponduto a investigazioni, pandin che ha pagato più il costo al sedi il settore della ristorazione, in particolare l'aumento dei costi alla portata riduzioni di orari e di illuminazione, evade dai presidi e in qualche caso anche tais al personale. Prime neve autunnali sul Friul Vignesi e Giulie, che ste mattine sblanchiadis la cime di Cioncolan, de Monsante dall'Ussari, dal Varmos, la Monchianine, la zona di Sella Neve. Le temperature bassi e le precipitazioni prossimi a podaressi in fa cressi la altezza de ne fattiere. In Friul Vignesi e Giulie la screde stagioni sciistiche, con la virtidure da implants e è fissate pal VOP di dicembre fino a fin di marzo dal 2023. A periferie est di Udine è nascuto un nuovo bosco urban. A Screalu è stato il sindaco Pietro Fontanini, dutun con Arbolia, la società che si è interessata della sua creazione. Il bosco al conte più di 3.000 nuovi planti, tra olmis, frassins, teis, chiarpins e chiaresars e all'estate posizionato con la volontà di creare una cintura verdi dentro di un contesto agricolo per difendere e incressi la biodiversità. A un design di introduzione dal regolamento che la data attuazione alle legge regionale sull'insegnamento delle lingue furlane in tal territorio dal Friul Vignesi e Giulie arriva il primo manuale per l'insegnamento delle lingue e delle culture furlane in te scuole primarie. Alle ANIN dividuto in due volumi dedicati un al bieni e che l'altri al trieni. I volumi di Anin attratti in argomenti di geografia e storie, con elementi di letterature furlane, riflessioni linguistiche in inglese e riferimenti interdisciplinari per valorizzazione del patrimonio culturale. È un momento importante per l'insegnamento del furlan alle nuove generazioni, secondo il presidente de Arle Feros Cisilino. O Sintin Lissos Peraules. Libri dedicati agli scuolis di Pringrato. Assolutamente sì, che si chiamava una volta elementare, sono dai commenti che si intuito e alle l'uvessino avuto 40 anni fa, 30 anni fa e via avanti. Come si arrivasse a che il risultato qui, che probabilmente dà la possibilità ai insegnanti di poter
arrivare sul mondo della scuola, sul mondo dell'insegnamento con basi solide, con binari, quelli che si muovono il treno dall'insegnamento in maniera una lavoro solida, una lavoro anche importante perché riguarda anche il gradimento che vi ho detto che viene riconosciuto dall'80% dalle famiglie e che speriamo che a essere in crescita, abbiamo avuto una crescita importante l'anno passato a Kistan dal 76% all'80%, dopo in realtà il divario è anche più grandotto, anche se si tratta di frazioni, ma i conti di anche un gradimento che all'arà anche di più dall'80% per i prossimi anni, che però si fa se si hanno gli impresti giusti, che chi è un'impresa che definiresse anche per tutti che hanno lavorato per ora e che ringrazio veramente, assolutamente giusto, assolutamente importante e fondamentale, non solo per gli arlevi, ma anche per i genitori degli arlevi, che possono viodi e imparare anche in poi. Ma Cemuzzi presenteranno in manuale nel Sascraris la curatore Rosalba Perini. Chi ha un libro che veramente coinvolge le famiglie in tante conoscenze di storie, perché per tante generazioni non ho studiato storie dal Friuli e dopo proprio per scoviergi insieme il Friuli, le storie, i paesaggi dal Friuli, quindi è un coinvolgimento e anche un passaggio fondamentale per continuare in lingue furlane, a trasmetti proprio dei valori delle nostre lingue, a trasmetti le lingue e le culture furlane. E tra l'altro si è puntata anche su queste realtà, il plurilinguismo, perché chi non viene di smettersi che nella nostra regione sono altre lingue minoritari. Sì, noi in regione abbiamo 4 lingue di scolarizzazione presenti in le scuole e quindi il libro veramente al presente anche giochi, esercizi, riferimenti, riutilizzo in inglese, in tedesco, qualche parola di sloveno, oltre che al furlan e al italiano. Quindi alle dà ai frus anche che dimensione interculturale plurilinguale che è le nostre realtà e le specificità dal Friuli. La Regione ha varato un new bonus per cui Calvueli acquista in Friuli Vignesi e Giulia une biciclette. Il finanziamento è di 950.000 euro e al Cuvierci il 30% del costo delle biciclette per un massimo di 300 euro perché elettriche e di 200 euro perché normali. I contributi saranno erogati taccando di Zenar alla Sclarid, l'assessor Fabio Scocimarro e a Valaran per cui calà acquistato una bicicletta taccando dal passato 11 novembre. Il comitato organizzatore de tappe furlane dal Zir d'Italia e la cronoscalade de Mont Santa Lussari ha ispezionato la rive su asfaltate prime des neveadis invernals insieme a Andrea Cainero, aliere presenti il direttore dal Zir d'Italia Mauro Vegni, che il prim pensiero lo ha avuto palassent Enzo. A avril ovarin di fa un altri soreluc per capire c'è che al sarà di sistema dopo l'invier alla di Vegni. Enzo è un personaggio tanto importante in tal nostri ciclisi. Ha avuto des visions previdenti su queste tappe che sarà una schialade epiche. E per queste sere alle 2, Gnovis al torne domani. Buone serate e mandi.